Confagricoltura si occupa di salvare i diritti legittimi dei propri soci, quindi degli agricoltori, che come prima cosa hanno il diritto di avere un reddito dal loro lavoro. Ecco, secondo le vostre comunicazioni, negli ultimi 10 anni a Verona si sono perse 100 stalle, si registra una crisi nel settore del latte, una crisi dei suinicoltori con prezzi in caduta e costi in aumento. Oltre a queste criticità, quali altre criticità ci sono e che cosa si dovrebbe fare, che cosa chiede al legislatore, insomma, quali mosse bisogna attuare per risolvere questi problemi? La ringrazio perché lei è molto preparata e direi che a Verona, dove si coltiva e si alleva proprio di tutto, le criticità sono tantissime, tranne che nel mondo del vino e anche non in tutto il mondo del vino. Si vive veramente un periodo molto molto difficile sia per quanto riguarda la frutta che per quanto riguarda le orticole, ma anche i cereali, quindi il mais che ha perso il 50% della propria coltivazione, ma anche il frumento, i vernini. Direi che la situazione è veramente molto molto critica per tutte le situazioni. Quello che Confagricoltura chiede da tempo, io lo potrei dividere in tre operazioni, in tre parti. La prima riguarda il fatto di doversi affidare sempre con molta più fiducia di quanto si è fatto finora alla scienza, quindi alla possibilità di avere da questa delle soluzioni per i problemi che ci affliggono. La seconda è quella di avere certamente una Europa più completata nelle sue efficace, nel senso che non possiamo competere con paesi come la Francia, la Germania, ma anche la Spagna, che hanno situazioni agricole sicuramente molto più potenti di noi, ma non possiamo neanche competere con i paesi dell'est, che sono molto più deboli dal punto di vista strutturale, ma hanno dei costi di manodopera, una fiscalità, una serie di agevolazioni che certamente i nostri agricoltori non hanno. Poi ancora noi chiediamo che ci sia una maggiore semplificazione nella burocrazia del nostro Paese, nelle pratiche che siamo costretti a svolgere ogni anno per fare un'attività che che dovrebbe essere certamente molto più semplice, essendo questa burocrazia sterile fine a se stessa e che non produce nulla di tecnicamente interessante.